voglio vedere la televisione. Ed eccoci con le previsioni del tempo. Il tempo ha detto che domani qualcuno farà saltare in aria un ospedale e che il prezzo del formaggio salirà di parecchio. Geniale, il tempo indovina sempre tutto. Chissà cos'altro c'è in televisione. Allora signora, per 100 miliardi di soldi mi deve dire qual è la risposta esatta. Non lo so. Credo sia la B. Ok, ne è sicura? Sì, La bruciamo? sì, sì. E la risposta è... esatta! Wow, anche io vorrei essere il protagonista di uno di questi telefilm sulla vincita del denaro. Chissà quante cose potrei fare con tutti quei soldini. Signora, siamo arrivati all'ultima domanda. Quella che le potrà cambiare la vita. Oh mio Dio, Tom! È emozionata? Parecchio! Suo marito ci sta guardando. Sì, Lo vuole salutare? sì. Ciao! Bene, ecco l'ultima domanda. Quale delle seguenti risposte è quella giusta? A, D, B, A, C, B, D, C. Potrei sbagliarmi, però direi che la B sia già da escludere. Oh mio Dio, si sta sbagliando. Credo che la B sia invece la più probabile. Se darà la risposta sbagliata, non potrà vincere i soldi per cambiare la sua vita. Tom, voglio utilizzare l'aiuto da casa. Speriamo che mi chiami, così la potrò aiutare. E poi è da un bel po' che non ricevo una telefonata. Ottima scelta. Chi vuole chiamare? Desidero chiamare mio nonno. Lui è stato in guerra, sicuramente potrà aiutarmi. Ok, va benissimo. Eccoci, siamo già in collegamento. Avete solo 27 secondi. Pronto? Ciao nonno, sono Claralla, la tua nipotina preferita. Ah, ciao! Non puoi chiamarmi fra un po', che mi stavo facendo un bel video caldo. No, aspetta, sono in TV, mi devi aiutare. Volevo chiederti, secondo te qual è la risposta esatta? A, D, B, A, C, B, D, C? Beh, se non sbaglio, quando eravamo in guerra si sentiva parlare molto di B e D. Ma sono quasi sicuro che dovresti andare per la B. Grazie nonno, ti voglio il bene. Anche io ti voglio tanto. Meno male che quel simpatico vecchietto le ha dato una mano. Però avrei voluto aiutarla io. Beh, meglio cambiare canale. Tanto a questo punto so già come andrà a finire. Io dico la A. Questo programma è sponsorizzato da H2 Pane, la prima bibita al gusto di panino. Prova i nuovi gusti estivi, salame e prosciutto. H2 pane, sa di panino ma invece da bere. Richiedi H2 Pane nel tuo supermercato più vicino o dal tuo ferramenta di fiducia. H2 Pane, come bere un panino. E adesso il fratello gigante. Beh, diciamo che con Stefana non c'è niente di ufficiale, ecco. Però se ogni tanto mi va di suonare la tromba, ne approfitto e lo faccio insieme a lei. No, non so se mi spiego, eh. Che barba. Questo programma esiste da 8 anni. Anche se cambiano i personaggi è sempre noioso. Oh, eccomi qui. Il film di oggi è Jurassic Park. Ah, ci sono tutti i dinosauri che corrono per l'isola. Dobbiamo salvare il mondo. Ok. E poi muoiono e fanno Antonio. Questo programma è troppo stupido perfino per me. Che noia, in TV non c'è niente di bello.
L'unica cosa decente inizia fra 27 minuti. Cosa posso fare nel mentre? Ehi, aspetta un momento. Potrei andare a comprare degli sfiziosissimi stuzzichini e delle bibite da gustare durante lo show. Andrò a fare la spesa. Che bello, non vedo l'ora di entrare e di comprare del cibo. Caspita, ci sono tantissime cose in questo magazzino. Fantastico, ci sono pure i cereali. Io adoro i cereali. Ehi, ma questo è il mio cellulare. Chissà chi mi starà cercando in questo momento. Adesso metto la mano nella tasca, così potrò vedere chi è il misterioso personaggio che desidera parlare con me. Aspetta un momento, ma questo è mio cugino con i capelli neri. Mi starà sicuramente chiamando per dirmi di restituirgli la sua collezione di pantofole grigie. Ma io non rispondo. Mi sono caduto nel fuoco e preferisco evitarlo piuttosto che dirgli la verità. Sta per iniziare lo show. Torno subito a casa. Che bello! Il semaforo mi ha fatto l'occhiolino! Adesso siamo amici! Perché non vieni con me all'inferno? Non farlo, è una trappola! Zitto, figlio di puttana! Dammi la tua anima! Aiuto! Qualcuno mi salvi! E finisce anche questa puntata di Ragazzi Molto Speciali! Rimanete sintonizzati per le avventure di Jack la macchina! Sì, sta iniziando. Venite a mangiare la roba da mangiare, da Tonino, mangiate! Mara, ti è venuta voglia di mangiare un po' di roba? Sì, mangiamo. Sì, venite, io ho la roba da mangiare! Io mangiate, sì, io mangiate, dai! Dai via, dai, bussa via! Buongiorno uomo buono, noi faremo mangiare. Ah, ragazze, io qui da mangiare per voi ho il cibo! Che buono, buono il cibo! Allora, cosa volete allora? Volete? Io! Scusa, a me lo può fare un po' più piccolino perché sa, non ho fame. Sono un po' a dieta. Ah, io ho qualcosa che fa per tutti. Vediamo. Buh! Sicuramente adesso ci sarà il colpo di scena. Ho vinto io. Sapevo che sarebbe andata a finire così.
Questa puntata di Antonio il film era infinitamente lunga. Cosa ci troverà Pocaloso di divertente in queste scenette? E poi era troppo irreale. Antonio non uscirebbe mai di casa. Che cavolata. Speriamo non ci sia un Antonio il film 5.